Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman napoletano. In questo video andremo a, a decretare alcuni dei peggiori giocatori acquistati dal Napoli, alcuni flop che sono stati acquistati dal Napoli, che si pensava che potessero fare bene, ma invece no. Allora, facciamo sia 3 allenatori che 6 giocatori. Primo allenatore, primo giocatore, scusate, è Eduardo Vergas, acquistato nel 2013 con il prezzo di 12 milioni di euro. Poi abbiamo Diavara nel 2016 che è stato acquistato per circa 15 milioni di euro. Ok. Poi abbiamo Leonardo Rinaudo che è stato acquistato nel 2013 per circa 8 milioni di euro. Poi abbiamo Gianluca Gaetano che è stato acquistato per 5 milioni nel 2020. Poi nel 2016 il Napoli ha acquistato secondo me uno dei suoi peggiori flop dell'era De Laurentiis, cioè Milik, che è stato acquistato nel 2016 per 30 milioni di euro. Secondo me, tra infortuni e roba varia, questo giocatore è stato, diciamo, non è riuscito ad esprimere bene il suo talento. Lo possiamo vedere pure ora alla Juventus, non è che è solo nel Napoli, perché fu acquistato anche dalla Juventus, tuttora gioca nella Juventus. Poi abbiamo Pablo Armero che è stato acquistato dal club azzurro per circa 3 milioni di euro. Ora passiamo agli allenatori. Allora, come primo allenatore che andrò a citare è Roberto Stellone. Poi abbiamo Luigi Di Caino e Reia. Poi vorrei aggiungere al momento altri allenatori che mi sembra il caso di nominare, cioè Rudy Garcia. Rudy Garcia. Poi andiamo a nominare anche un allenatore che se vi ricordate nell'epoca di Cavani e tutto, ha fatto la storia del Napoli, facendo centrare una squadra perfetta con giocatori fenomenali. Sto parlando di Mazzarri, ma non il Mazzarri del 2011, 2012, 2013, ma io sto parlando del Mazzarri della stagione 23-24, di cui diciamo anche il Napoli in generale, con giocatori come Kvara, Osimhen e Zielinski e molti altri, ha floppato, scusate. Vabbè, sarà 3 volte cambia l'allenatore, non ricordo qual è il nome dell'altro allenatore, se no lo andavo a citare, che ha allenato il Napoli in quell'anno, circa 2 o 3 anni fa. Però sì, però il Napoli in quell'anno ha fatto un botto male. Vabbè, non voglio ritornare a quei ricordi. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione.
vi do un abbraccio, ma per favore vi chiedo per cortesia di lasciare un like, un commento e iscrivetevi al canale. Ciao!